Buongiorno e benvenuti in diretta con Focus TG. Come sempre trascorreremo assieme un'ora e mezza con diversi collegamenti a tutte le province del Veneto e con tutti i servizi e le novità di ciò che sta accadendo nella nostra regione. Noi apriamo questa edizione con una notizia di cronaca che arriva dal Trevigiano per un incendio divampato alla Mion Ventoltermica di Maserata. L'incendio è scoppiato attorno alle 10:30 di questa mattina nell'azienda che si occupa di impianti di aspirazione e depurazione. Immediata l'allerta, i soccorsi, i vigili del fuoco sono intervenuti per cercare di domare un'alta colonna di fumo che è visibile anche da diversi chilometri di distanza. Secondo una prima ricostruzione, un operaio stava saldando un cilindro dentro il quale sembra ci fosse del materiale infiammabile che con il surriscaldamento dovuto al lavoro in corso ha dato vita ad una fiammata che ha toccato il tetto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ci sono anche i carabinieri e la polizia. Naturalmente su questo fatto vi daremo aggiornamenti nel corso del nostro telegiornale. Sarà un'edizione in cui parleremo molto anche di politica, con dei collegamenti sulle prime uscite sia del sindaco Giacomo Possamai che del sindaco Conte di Treviso, che oggi presenta la nuova giunta, per cui ci collegheremo in diretta sia con Vicenza che con Treviso. Ma ora andiamo a vedere cosa è accaduto appunto a Vicenza e la prima uscita di Giacomo Possamai. Buongiorno, buongiorno. Ciao Giacomo. Il nuovo sindaco di Vicenza fa il suo primo ingresso ufficiale a Palazzo Trissino. Buongiorno, buongiorno. Giacomo Possamai sale lo scalone d'onore che lo porta nella storica Sala Stucchi, dove riceve la fascia di sindaco. Applausi, momenti intensi per il nuovo sindaco, emozionato. Sono molto emozionato, ma d'altronde chi non sarebbe emozionato di poter fare il sindaco della propria città, e quindi insomma oggi c'è l'emozione, con emozione però incominciamo questa esperienza. Poi l'omaggio ai caduti della guerra d'indipendenza per un percorso che inizia oggi. La sfida elettorale si è chiusa, le urne dicono che Vicenza è un'eccezione. Il centrosinistra nei ballottaggi perde in tutta Italia, ma Giacomo Possamai spiega così la sua vittoria in controtendenza. E uno dei motivi è che il centrosinistra a livello nazionale, i vari partiti che fanno capo a quest'area non sanno stare insieme, passano più tempo a litigare che a provare a lavorare in maniera comune. A Vicenza abbiamo fatto un'altra cosa, cioè ci siamo messi al tavolo dall'inizio, ragionando su quali erano le cose che ci facevano stare insieme, i motivi di unità, e abbiamo fatto una campagna pulita, senza sbavature, con messaggi univoci, senza che nessuno abbia mai litigato o discusso, e i vicentini evidentemente hanno apprezzato questo tipo di impostazione. E così oggi nasce la nuova Vicenza a trazione PD. È un'alleanza con le altre città amministrate dal centrosinistra, Padova e Verona, per portare avanti politiche comuni. Un progetto che guarda alla successione di Luca Zaia in Regione Veneto? Dai sindaci di Padova, Vicenza e Verona può nascere una proposta alternativa che evidentemente, se riportata a livello regionale, ci renderebbe per la prima volta sostanzialmente competitivi o comunque in partita. Quindi noi possiamo dare un contributo di idee e di proposta e lo faremo. Allora, questa era la prima giornata da sindaco di Giacomo Possamai a Palazzo Trissino. Oggi ci sarà anche la prima uscita pubblica da sindaco al Museo della Resistenza e del Risorgimento di Vicenza. Ci collegheremo più tardi con Vicenza. Intanto vediamo quali sono stati i commenti su questa elezione in controtendenza con una vittoria del centro-sinistra a Vicenza. È stata una vittoria straordinaria, di cui tutti i meriti vanno a Giacomo, alla sua coalizione, al taglio civico e solidale che ha saputo dare al suo progetto, mettendo al centro Vicenza e i vicentini. E poi naturalmente racconta anche che un cambiamento è possibile anche in Veneto. Io
come dicevo, sono stata veramente contenta di aver fatto fino in fondo la mia parte. Cioè, quando ero appunto consigliera uscente, capogruppo, sentivo forte questa responsabilità, perché hai preso tanti voti in passato, hai avuto un ruolo un po', no, comunque di importanza, di visibilità, e quindi io ho capito che volevo candidarmi perché volevo fino in fondo aiutare il cambiamento. Adesso non vorrei esagerare, però mi piace molto una frase di Gandhi che dice: bisogna essere il cambiamento che si vorrebbe vedere nel mondo. Allora io aggiungevo, a cominciare dalla nostra città. La città è decisamente spaccata in due. La compagine di centrodestra ha fatto una grandissima rimonta, è evidente che non è bastata, però c'è stato un grande guizzo d'orgoglio, la gente ha risposto, la gente ha soprattutto capito il messaggio che Francesco ha voluto dare di grande concretezza. Ecco, temo che dall'altra parte questa concretezza sia un po' labile, insomma la vedremo nei prossimi anni. Noi dovremmo infilarci come un cuneo in quelle contraddizioni che questa futura amministrazione avrà certamente, perché poi sai, in campagna elettorale pur di prendere voti sono tutti disponibili a promettere la luna. Io ho letto di quelle cose inenarrabili, poi se il cittadino ci crede, però prima o poi la resa dei conti ci sarà. Abbiamo dato il 100%, le urne al primo turno l'hanno detto, come lista civica abbiamo dato il massimo e adesso ci aspettano altri 5 anni di opposizione, che sarà un'opposizione costruttiva, incentrata sui temi e per riuscire a capire come farà a mantenere determinate promesse il neo sindaco Possamai. Vicenza-Venezia, perché i risultati elettorali di questa tornata di amministrative cambiano un po' il volto anche del Consiglio regionale. Giacomo Possamai naturalmente esce dalla carica di consigliere regionale e viene sostituito da Chiara Luisetto. 3 anni fa ho partecipato alla competizione elettorale e ho ricevuto la fiducia di 9.051 elettrici ed elettori e oggi con Giacomo sindaco di Vicenza io subentro in Consiglio regionale. Qualcosa cambia anche a Venezia con l'elezione a sindaco di Vicenza di Giacomo Possamai. A Palazzo Ferrofini, in Consiglio regionale, il Partito Democratico dovrà rinnovare la carica di capogruppo e conterà su un nuovo ingresso, l'ex sindaca di Nove, Chiara Luisetto. Io credo che il tema principale affrontato in questi anni dal gruppo PD in Consiglio regionale, ma che bisogna continuare ad affrontare, sia il tema sociosanitario, non soltanto il tema sanitario ma anche tutto l'ambito sociale, le case di riposo, la situazione delle fragilità ai nostri anziani, ma anche tutto quello che succede alle famiglie in difficoltà dopo questi anni difficili. Alle prossime elezioni regionali manca ancora parecchio, almeno 2 anni, ma il voto nei capoluoghi di provincia sta già disegnando un quadro politico che potrebbe offrire un contributo importante anche per la corsa al governo del Veneto. Avere Padova, Vicenza, Verona significa avere un territorio che parla la stessa lingua e quando le città e i cittadini si esprimono con così tanta convinzione non possiamo che essere con loro e lavorare per loro. Atmosfera meno serena invece a Vedelago il giorno dopo l'esito delle urne. Lo sconfitto Marco Perin e la sua squadra sono intenzionati a chiedere il riconteggio delle schede, come conferma l'ex sindaco Cristina Andretta. Può essere che nelle schede nulle, per esempio, che sono più di 80, oppure nelle altre schede ci sia qualche errore di valutazione. L'ex sindaco Cristina Andretta, in corsa alle comunali al fianco di Marco Perin, conferma che la squadra uscita sconfitta dalle urne sta valutando se chiedere formalmente il riconteggio delle schede, viste le poche decine di voti che hanno separato i due sfidanti, solo 43. I nostri rappresentanti di lista, che erano anche i nostri candidati, hanno valutato e ci hanno dato evidenza proprio ieri pomeriggio di alcune particolarità, di alcune cose che secondo loro non andavano, e quindi stiamo valutando la possibilità di chiedere il riconteggio. Differenti interpretazioni da un seggio all'altro sulle modalità di voto espresse dagli elettori. Perin e i suoi decideranno a breve se procedere o meno. Andretta comprende e condivide le parole dure dell'ex vice sindaco, che ha parlato di tradimento riferendosi ai compagni di amministrazione che all'ultimo hanno deciso di passare dall'altra parte, come Denise Braccio e Giorgio Marin. Ho dormito forse durante la mia amministrazione perché ci sono stati dei confronti, questo non lo nego, ma non sono mai andati oltre a quello che è un confronto politico o amministrativo. Pertanto nemmeno io mi sarei aspettata diciamo, questo cambio da parte di alcune persone. Non ho ritirato le deleghe a nessuno proprio perché non ho capito la motivazione.
se no, insomma, magari probabilmente un personalismo o qualche altra motivazione che magari il tempo mi aiuterà, oppure magari un giorno me lo spiegheranno. Se le cose dovessero rimanere come sono ora, buona parte della giunta uscente si ritroverà a sedersi sui banchi dell'opposizione. Che opposizione farete? Sempre costruttiva, l'ho sempre detto, noi non faremo opposizione ma saremo in rappresentanza di una minoranza che è quasi una maggioranza e quindi cercheremo di portare avanti le nostre idee. Spero che la campagna elettorale finisca, è ora di guardare avanti. Invece il commento del neosindaco di Vedelago Giuseppe Romano poco dopo la proclamazione in municipio. Eccola qua. Che sensazione è? È una sensazione nuova, non l'avevo mai provata, nemmeno da assessore, quindi per me è una novità. Giuseppe Romano è stato proclamato sindaco da pochi minuti quando ci riceve nel suo ufficio e indossa per la prima volta la fascia tricolore e commenta così l'ipotesi che Marco Perin e la sua squadra chiedano il riconteggio delle schede del ballottaggio. È una loro scelta, credo che in democrazia ci stia anche questo, quindi una valutazione che devono fare loro, io mi attesto quello che è uscito dall'ufficio preposto a questo, per cui la commissione elettorale ha fatto la verifica, per cui per me quelli sono i voti. Basta veleni, dice Romano, commentando le accuse lanciate dal suo sfidante agli ex compagni di giunta. Guardi, io mi auguro che la campagna elettorale finisca, io mi auguro che questi toni cessino, anche abbiamo visto notevoli leoni da tastiera su Facebook. Non siamo mai caduti in queste tentazioni, non siamo mai riusciti a scendere in basso su queste provocazioni. È finito ieri. Invito tutti quanti a pensare, nell'interesse dei cittadini e del comune di Vedelago, di guardare avanti. Ma Perin e i suoi, dopo l'esito del voto, parlano di un comune diviso a metà. Noi avevamo il sentore che fosse diviso anche prima, la sensazione di una realtà, di un comune spaccato. Nella realtà poi non è poi così spaccato, è spaccato perché elettoralmente è spaccato, ma dal primo turno si sono poi riequilibrate le cose. Quindi questo mi fa ben sperare che a breve troveremo quella unità che è importante per un comune grande come Vedelago. Al nuovo sindaco spetterà ora la nomina degli assessori. Romano ha intenzione di prendersi tutto il tempo necessario. 2 mesi di grandi pressioni. Ci prendiamo il tempo che ci serve e poi con i tempi necessari daremo quelle risposte che è giusto che i cittadini lo sappiano. E al congresso della Lega per scegliere il segretario regionale il diritto di voto non sarà limitato ai 420 delegati espressioni delle assemblee provinciali, ma sarà esteso ai rappresentanti istituzionali, una sessantina tra consiglieri e assessori regionali, sindaci di capoluogo e presidenti di provincia, parlamentari ed eurodeputati. La decisione è stata presa da Via Bellerio. Ascoltiamo il commento dell'assessore Roberto Marcato. Roberto Marcato, in attesa di conoscere la data in cui la Lega potrà scegliere i vertici regionali, è stata definita la modalità di voto. È soddisfatto? Beh sì, molto più soddisfatto di sabato mattina quando è stato presentato questa bozza di regolamento che di fatto depotenziava gli istituzionali, cioè consiglieri regionali, assessori regionali, sindaci di comuni capoluogo, presidenti di provincia, parlamentari, europarlamentari, e francamente non se ne capiva la ratio di questa decisione. Poi c'era anche un altro problema che riguarda la privacy, nel senso che avremmo dovuto andare al voto con 2 schede diverse inevitabilmente, cioè una scheda per i delegati e una scheda per gli istituzionali, mettendo a repentaglio il tema della privacy. Quindi insomma io ho chiesto in maniera netta di modificare questo articolo, di cassarlo completamente, e così è stato. Insomma, quindi oggi gli istituzionali vanno al voto con lo stesso potere di voto dei delegati. Ecco, è un voto molto atteso da parte della Lega Veneta che poi segnerà il futuro, visto che ci sono appuntamenti elettorali importanti e in ballo ci sono proprio le regionali. No, è necessario farlo quanto prima, perché noi l'anno prossimo avremo le europee, avremo la tornata quella grossa dei comuni e avremo anche, se poi non saltano alcuni meccanismi, dovremo avere anche l'elezione delle nuove province, quindi province che saranno con un potere politico vero, per cui sono 3 appuntamenti elettorali estremamente importanti.
e dopo quello che è accaduto a queste amministrative, dopo quello che è accaduto alle politiche, per noi diventano appuntamenti straordinariamente importanti, e quindi c'è bisogno che il partito sia in ordine, che i militanti ritrovino la voglia di tornare a fare politica nei nostri gazebo, in piazza, nei comizi, porta a porta, insomma c'è bisogno di rimettere in moto in maniera vigorosa il nostro partito. Io non posso immaginare di essere a questo livello di consenso in Veneto rispetto a Fratelli d'Italia, che sono compagni di viaggio, ma io sono leghista, quindi è del tutto evidente che bisogna riprendere il cammino in maniera molto più vigorosa. Questo dunque è il commento dell'assessore regionale Roberto Marcato sul prossimo congresso regionale della Lega. Noi lasciamo per un istante la politica e torniamo alla cronaca parlando della notizia che vi abbiamo dato in apertura di telegiornale con l'incendio scoppiato alla Mion Ventoltermica di Maserata. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Cristian Arboit, che vedo già pronto. A te la linea, Cristian. Sì, buongiorno a studio, ci troviamo in via Dolomiti a Maserata sul Piave per raccontarvi di una mattinata di mobilitazione ancora in corso. Lo vedete, vigili del fuoco, forze dell'ordine al lavoro per l'incendio scoppiato in questa azienda, la Mion Ventoltermica, molto nota qui in zona. L'incendio si è divampato verso le 10:30, poi sentirete anche il titolare Paolo Mion. Tutto è partito da un errore umano, da una saldatura finita male. Di fatto, sindaco, anche lei sul posto, ha allertato l'ARPAV? Sì, abbiamo allertato l'ARPAV per essere sicuri che non ci fossero problemi di inquinamento appunto ambientale. La nuvola nera che inizialmente era salita, frutto appunto di questo incendio, poteva dare forse inizialmente qualche preoccupazione. Grazie a Dio oggi è una giornata ben ventilata e non ci sono state appunto situazioni particolari da questo punto di vista. L'incendio è stato anche domato in maniera molto veloce e molto pronta, per cui non posso dire naturalmente nulla di più, saranno i tecnici ARPAV a dirlo, però credo che non ci siano problemi da questo punto di vista. Quindi in un'ora e mezza, possiamo dire, sindaco, l'allarme è rientrato, però appunto le fiamme per un po' sono state visibili anche da distante, hanno suscitato un po' di legittima preoccupazione. Vi faccio sentire con Nicoletta Rizzetto e vi saluto le parole del titolare Paolo Mion, che ricostruisce per l'appunto questa mattinata, e a voi la linea. Niente, durante un'operazione di routine, un operatore per errore umano ha fatto, facendo una saldatura, ha preso fuoco un piccolo rivestimento in PVC e che è stato subito spento. Il problema è che le fiamme sono arrivate sulla guaina del capannone e ha preso fuoco la guaina del capannone sopra il tetto, basta. Questo verso che ora? Un'ora fa, un'ora fa. Tempo un'ora, i vigili sono arrivati e hanno già spento tutto. Quindi è stato evacuato, i dipendenti sono stati evacuati? Di sicurezza sono state attivate, è stata fatta la conta delle persone, non c'è stato nessun tipo di incidente di altro tipo. La zona è stata messa subito in sicurezza, il problema è stato che il rivestimento della copertura ha preso fuoco e questa poi si è propagata. E questo quindi il racconto del titolare dell'azienda che è andata a fuoco questa mattina. Ringraziamo Cristian Arboit e ci spostiamo sull'altopiano di Asiago, dove purtroppo continuano le predazioni. Vediamo il servizio della nostra redazione di Bassano. Tornano in azione i lupi e stavolta a farne le spese è un allevamento di cavalli a Enego. La predazione è avvenuta l'altra notte nella zona di Malgalambara, alle pendici del Monte Lisser, dove vengono allevati in libertà cavalli di razza norica. I selvatici hanno preso di mira Maciste, un puledro di poco meno di 3 mesi, ma già dalla stazza importante. I cavalli di razza norica infatti raggiungono il peso di 1 tonnellata da adulti e Maciste era destinato a diventare un esemplare di grande bellezza. Il puledro è stato però separato dalla mamma e dagli altri cavalli dai lupi che, secondo le prime informazioni, avrebbero agito in branco allontanandolo dalla malga. Il custode usciva infatti ogni 2 ore per controllare la situazione, sapendo della presenza di predatori in zona. Purtroppo anche questi accorgimenti non sono serviti a salvare il piccolo, che è stato parzialmente divorato. I proprietari l'hanno trovato ancora vivo e in preda a terribili sofferenze, con il posteriore distrutto dai morsi.
L'animale è stato soppresso per evitargli altro dolore. Non sarebbe stato possibile salvarlo in quelle condizioni. Una delle cavalle presenti in zona ha inoltre abortito per lo stress e la paura e ora gli allevatori, come tutti i rappresentanti della categoria in altopiano, temono che la stagione in arrivo porti un numero mai visto di predazioni verso equini, bovini e ovini presenti nelle malghe del comprensorio. Da Enego ci spostiamo di poco, scendiamo dall'altopiano e andiamo a Bassano del Grappa per parlare del Tribunale della Pedemontana. Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari è arrivato in città dove ha incontrato gli ordini professionali per discutere del progetto che appare sempre più vicino. Prima la politica, gli amministratori, poi le categorie economiche, ora gli ordini professionali. Si chiude con l'incontro fra il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari e avvocati, notai, geometri, agenti immobiliari e professionisti direttamente coinvolti il percorso locale del Tribunale della Pedemontana. Un incontro che conferma l'unità di intenti del territorio. Questo territorio vuole questa riapertura e l'investimento in questo Tribunale della Pedemontana. Le province, i sindaci, la Regione sono con noi, le attività economiche sono con noi. La riunione è servita anche a raccogliere le perplessità dei rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati che sul progetto bassanese hanno espresso molte critiche dal punto di vista del personale, delle dimensioni della struttura e della mancanza di una vera specializzazione. Abbiamo ovviamente ascoltato i presidenti degli ordini degli avvocati di Padova, di Treviso e di Vicenza, che hanno giustamente fatto rilevare l'attuale problema che c'è, ma non ovviamente sulla realizzazione di questo tribunale, ma sull'attuale sistema giustizia. Ed è un sistema che abbiamo ovviamente ereditato dal passato. Scelte errate che hanno impedito assunzioni, hanno impedito quindi piante organiche adeguate e quindi anche una difficoltà nell'erogare il servizio giustizia al cittadino. Per cui è legittima la loro preoccupazione, è una preoccupazione che abbiamo anche noi, ma la dobbiamo superare attraverso la volontà politica che dobbiamo registrare, positiva di questo nostro governo, di questa nostra maggioranza. Ora la palla passa alla politica, ecco cosa accadrà. Gli operatori tecnicamente cosiddetti hanno delle legittime perplessità e richieste che dobbiamo ovviamente valutare. Detto ciò, ora la politica deve fare i passi. Il Parlamento deve iniziare l'iter e questo iter sarà ovviamente oggetto di un disegno di legge che sarà capace ovviamente di riguardare il tema prettamente nostro locale, ma anche di riguardare gli altri tribunali eventualmente da aprire o istituire nelle altre regioni di questo nostro Paese. Secondo alcune indiscrezioni, Ostellari potrebbe tornare presto a Bassano assieme al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Torneremo ad occuparci del Tribunale della Pedemontana perché non tutti sono d'accordo con questo progetto. Io intanto però aprirei una finestra sul municipio di Treviso, su Casugana, perché come vi abbiamo annunciato in apertura di telegiornale, Mario Conte sta presentando la nuova giunta. Sentiamo. La squadra ha portato a quel risultato, ovviamente supportati da un consiglio comunale che in alcuni frangenti ha superato anche da un punto di vista numerico i numeri della maggioranza, in alcune votazioni eravamo arrivati addirittura a 24 e quindi voglio esprimere innanzitutto un grande ringraziamento ai protagonisti del mio primo mandato. Siamo oggi qui a presentare la squadra del secondo mandato, che è frutto di un mix tra continuità, premialità, meritocrazia e condivisione di obiettivi con le liste e i partiti che mi hanno sostenuto. Quindi ci siamo presi questi 15 giorni non tanto perché non avevamo le idee chiare, ma soprattutto per lasciare andare il periodo dei ballottaggi, che è un periodo impegnativo, delicato, che ci ha visti tutti impegnati, per poi poter presentare e cominciare attivamente a lavorare dal 6 di giugno per il bene della nostra città e per il bene dei nostri cittadini. Abbiamo da poco fatto una riunione con la nuova squadra alla quale ho chiesto impegno, dedizione, predisposizione all'ascolto, servizio totale alla comunità e che la politica rimane fuori dal palazzo. Noi siamo qui a rispondere
alle esigenze della comunità trevigiana, che è l'unico partito di riferimento all'interno di questo palazzo. Il nostro partito di riferimento sono i cittadini trevigiani, tutti, quelli che ci hanno votato, ma soprattutto quelli che non ci hanno votato, che devono essere maggiormente attenzionati perché vogliamo conquistare anche la loro di fiducia. Come potete vedere ci sono stati dei cambiamenti, manca un elemento femminile che entrerà a partire dal 1° gennaio 2024. Questa è una scelta esclusivamente mia, nel senso che con queste 7 figure che voi vedete dietro di me io ho dato totale risposta alle linee che mi hanno sostenuto, riconoscendo in modo indiscutibile anche i pesi elettorali, e quindi abbiamo trovato piena convergenza e condivisione anche da parte delle segreterie e dai rappresentanti delle varie liste civiche. La figura che manca è un po' una novità da un punto di vista istituzionale, nel senso che è una figura certamente femminile, ma che oggi non è identificata in una persona, ma ho un ventaglio di almeno 5 persone divise per competenza, perché sarà un assessorato specifico su dei temi che io andrò a valutare da qui a dicembre, che necessitano di un maggiore supporto da parte dell'amministrazione. Quindi potrebbe essere un super tecnico della mobilità, come un super tecnico della cultura, come un super tecnico di energie rinnovabili, come un super tecnico dello sport. Vi sto facendo degli esempi. Ma sarà una figura slegata dalle dinamiche politiche, slegata dalle dinamiche di lista, slegata dai risultati elettorali, quindi una persona che arriva dal mondo civico puro, che porterà un contributo di grande professionalità in uno di quei temi che io sto mettendo a fuoco e che da qui a dicembre poi deciderò sul quale investire. L'obiettivo di questa squadra è quella di innanzitutto mantenere quanto abbiamo promesso in campagna elettorale, ma soprattutto di far voltar pagina su certi temi in modo importante alla città di Treviso. Voltar pagina non in senso di cambiare direzione a quanto abbiamo fatto fino adesso, ma di stare al passo con quelle che sono le esigenze, le tendenze e le sensibilità della nostra comunità. Dico che sulla sostenibilità ambientale, sulla mobilità, sul sociale, sullo sport e sulla cultura, questa sarà una giunta molto coraggiosa, determinata e operativa. Una giunta molto coraggiosa, determinata e operativa, queste le parole del sindaco di Treviso Mario Conte, eletto per il secondo mandato, che sta presentando, le immagini che vedevate arrivavano in diretta da Treviso, sta presentando la giunta con cui amministrerà la città per i prossimi 5 anni. Noi ci ricollegheremo anche con Treviso e dopo ci collegheremo anche con il nuovo sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che oggi è la prima uscita ufficiale da sindaco al Museo della Resistenza e del Risorgimento di Vicenza. Avevamo però lasciato un discorso in sospeso, che è quello sul Tribunale della Pedemontana. Abbiamo sentito il sottosegretario alla Giustizia Ostellari, che probabilmente tornerà a Bassano con il ministro della Giustizia Nordio. C'è però un fronte che è contrario al progetto. Si tratta dei presidenti dell'Ordine degli Avvocati di Padova e di Vicenza. Sentiamo perché. Che cosa accadrà se si apre il Tribunale della Pedemontana? Accadrà che le risorse verranno sottratte a quelle poche che già ci sono nei tribunali, presumibilmente i limitrofi o da altri. Ma questo aggraverà le inefficienze, non produrrà efficienza. È netta la bocciatura che i presidenti dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza e Padova rifilano al Tribunale della Pedemontana. È fuori dal tempo, dicono, e in un momento in cui manca il 30% del personale nelle cancellerie e il 15% dei magistrati, gli avvocati ritengono sia impensabile che in 4 e 48 si trovi del personale organico alla struttura bassanese. E non è tutto. Io ho sentito parlare oggi e anche negli altri incontri che ho visto di un tribunale per le imprese. Beh, non esiste il tribunale delle imprese, o meglio, ne esiste uno, è a Venezia e rimane lì. Il tribunale di Bassano della Pedemontana sarà un tribunale come tutti gli altri, ma sarà un tribunale piccolo, al quale appunto saranno destinati pochi magistrati.
Il territorio, la politica, le categorie chiedono compatti il Tribunale della Pedemontana. Ma cosa chiedono? Gli ordini e i cittadini e le imprese chiedono efficienza, chiedono qualità della giurisdizione, chiedono appunto tempi rapidi. Allora, la domanda a cui dobbiamo rispondere è: a queste esigenze risponde il Tribunale di Bassano? Potrebbe rispondere il Tribunale di Bassano? La risposta è no. Ecco il perché di questa risposta. Dobbiamo pensare che oggi un tribunale efficiente è un tribunale nel quale il magistrato e l'avvocato è specializzato, cioè è in grado di trattare con assoluta professionalità una certa materia. Ma quale può essere la professionalità del magistrato che, in ragione dei pochi magistrati addetti, tratta la mattina dello sfratto, in tarda mattinata della separazione e il pomeriggio della rapina? Perché questo accadrà, questo accade nei piccoli tribunali. Questa è dunque la posizione dei presidenti dell'Ordine degli Avvocati sia a Vicenza che a Padova, contrari all'apertura del Tribunale della Pedemontana a Bassano del Grappa, tribunale per il quale invece si stanno spendendo il sottosegretario Ostellari, anche credo il ministro alla giustizia Nordio. Guardiamo questa curiosa classifica che arriva, di cui dà notizia il Corriere del Veneto. Siamo naturalmente sui giornali online della nostra regione, perché per quello che riguarda il clima Venezia viene indicata come la città migliore, mentre invece Treviso, Padova e Vicenza sono le città con più umidità. Rovigo soffoca per le ondate di calore, scrive sempre il Corriere del Veneto, citando questa ricerca di meteo.it. Sono stati momenti di grande apprensione in Val Rovina, dove è stato scoperto un ingente quantitativo di dinamite in una casa in ristrutturazione. Per sicurezza è stata evacuata anche una scuola elementare. Si è presentato al commissariato di polizia chiedendo aiuto il figlio di un ex impresario edile morto lo scorso anno. L'uomo, che stava partendo con i lavori di ristrutturazione della casa del padre in Val Rovina, vi ha scoperto all'interno un'ingente quantità di dinamite e senza esitazione si è rivolto alle forze dell'ordine. Immediato l'intervento, prima di spostare l'esplosivo, la polizia ha fatto evacuare tutti gli 80 alunni di una scuola elementare. L'esplosivo è stato quindi spostato in sicurezza dagli artificieri, che l'hanno fatto brillare nel pomeriggio nella cava di Rossana. E allora ci spostiamo a Vigo Novo, dove c'è stato un incidente mortale nel quale ha perso la vita un motociclista di 67 anni. Si è schiantato contro la fiancata di un furgone a terra, nessun segno di frenata, un impatto fatale per Giorgio Stocco, 67enne geometra di Saonara, che ha perso la vita ieri in un incidente stradale a Vigo Novo. L'uomo era in sella alla sua moto, una Suzuki 600, stava tornando a casa. In quel momento un infermiere professionista stava passando di lì, ha visto la scena drammatica e ha prestato i primi soccorsi a Giorgio Stocco con un massaggio cardiaco, ma per il 67enne non c'è stato nulla da fare ed è morto poco dopo l'arrivo dei medici del 118 di Dolo. Sul posto la polizia locale di Noventa Padovana, che ha raccolto le testimonianze degli altri automobilisti non coinvolti nello schianto. Pare che il 67enne avesse appena superato un furgoncino, ma appena terminata la manovra di sorpasso si è trovato davanti un altro furgone che proveniva dal senso di marcia opposto e stava svoltando a sinistra. L'autista del mezzo, un 55enne di Brugine, è stato sottoposto all'alcol test, risultato negativo. La salma di Giorgio Stocco è stata portata all'ospedale di Dolo a disposizione dei familiari, che ora dovranno fissare la data dei funerali. È stato condannato all'ergastolo l'uomo che a Noventa Vicentina uccise la moglie mentre si recava al lavoro. L'uomo sparò a bruciapelo alcuni colpi di pistola contro la donna e fuggì, minacciando alcuni testimoni. Ergastolo per Pierangelo Pellizzari, l'uomo che il 10 settembre 2021 a Noventa Vicentina uccise a colpi di pistola la moglie nigeriana Rita Amenza di 31 anni. Lo ha stabilito oggi la Corte di Assise di Vicenza, che ha condannato inoltre l'uomo di 62 anni a pagare 300.000 euro di risarcimento ai 3 figli minorenni di Rita che vivono in Nigeria e alla sorella Joy. Un provvedimento severo che ha accertato la premeditazione per l'agguato che Pellizzari mise in atto nei confronti della moglie mentre si recava al lavoro verso le 7. La donna si era allontanata di casa per paura del marito a seguito dei violenti litigi dovuti all'imminente divorzio della coppia. Per i giudici fu economica la principale causa del delitto. Pellizzari è stato condannato inoltre per ricettazione, porto abusivo d'armi, rapina e minaccia.
Allora, torniamo a collegarci con Cassugana, dove il sindaco Mario Conte, queste immagini che state per vedere arrivano in diretta dal municipio di Treviso. Il sindaco Mario Conte sta presentando la nuova giunta che vedete già schierata alle sue spalle. Vediamo cosa succede. Domande, quindi possiamo procedere con la foto. Un estratto del discorso di Mario Conte poco fa nel quale illustrava, diciamo, quali saranno le politiche che muoveranno l'attività della sua seconda giunta. Adesso, come vedete, siamo alle foto di rito. E allora noi continuiamo a parlare di cronaca e torniamo in provincia di Vicenza per parlare di un uomo che ha picchiato la moglie, non solo ha picchiato la moglie, ma anche aggredito i poliziotti che stavano mettendo in salvo la figlia minore alla vista del taser. Però l'uomo in stato di ebbrezza si è calmato e si è lasciato arrestare. Un 25enne di origine straniera è stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. A dare l'allarme, chiedendo l'intervento delle volanti della questura di Vicenza, è stata la moglie dell'uomo che agli agenti ha riferito di essere stata colpita con pugni al volto e raggiunta da sputi dal marito che si trovava nell'appartamento in stato di ebbrezza. Dopo aver messo in salvo la figlia minore della coppia, i poliziotti sono stati aggrediti dall'uomo che però alla vista del taser, attivato dal capo dell'equipaggio, ha posto fine alla resistenza per poi essere arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa dell'udienza di convalida. La donna si trova al momento in osservazione presso l'ospedale San Bortolo. E invece a Brendola hanno rubato un furgone e i registratori di cassa con un bottino da 9.000 euro. Il mezzo però è stato intercettato dai carabinieri a Brendola. Però ci fermiamo per un istante perché vedo che Mario Conte al microfono del nostro Christian Arboit. Sentiamo cosa dice. Il nome che verrà indicato alla maggioranza? Adesso incontrerò la maggioranza nei prossimi giorni e dopo da lì faremo sintesi per un nome condiviso. Presidente del Consiglio? Appena detto. Chi ha detto? Ero distratto. Cosa ha detto? Che decideranno sul nome condiviso. Devi stare avanti che vanno sempre. Possiamo fare anche domande cattive? Possiamo farle? A me è tutto quello che Francesca, mi senti? Sì, mettiamo così. Francesca. Allora, riprendiamo la linea e stavamo parlando di alcuni ladri che hanno rubato un bottino da 9.000 euro a Brendola, però sono stati il furgone è stato intercettato dai carabinieri, loro però sono riusciti a scappare. Vediamo. È stato intercettato dai carabinieri a Brendola un furgone rubato con registratori di cassa colmi di denaro, un furgone sospetto che era stato notato dagli uomini dell'Arma pronti a controllarlo, di cui la fuga ad alta velocità e l'inseguimento. Gli occupanti in 6 hanno poi fermato il mezzo scappando a piedi e facendo perdere le loro tracce. A bordo del veicolo i militari hanno trovato 5 casse automatiche per la raccolta di monete e banconote. Dagli accertamenti è emerso che il furgone era stato rubato ad un'azienda di Vicenza e le 5 casse automatiche contenenti quasi 9.000 euro in un negozio di Gambellara la notte precedente. La refurtiva è stata restituita ai proprietari. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Allora torniamo a un argomento del quale ci stiamo occupando perché è un nervo scoperto della viabilità in provincia di Vicenza. I lavori in corso lungo la Val Sugana stanno letteralmente soffocando la Val Brenta. Siamo andati a vedere la situazione. Ponte di Campolongo, al di là la statale Valsugana, chiusa per un tratto per lavori. Come potete vedere le difficoltà sono legate soprattutto alla numerosa presenza di mezzi pesanti che girando a sinistra rischiano con i rimorchi di toccare anche la recinzione dell'abitazione che vedete alle mie spalle. Qui un traffico così non lo ricordano i residenti che sono anche molto preoccupati per l'arrivo della stagione estiva. È aumentata la confusione delle macchine? È aumentata, sì. Io vedo sempre il camion qua.
Le asfaltature lungo la Valsugana e il nuovo cantiere per la sistemazione del ponte a Solagna, con chiusura all'altezza del ponte di Campolongo della Strada e deviazione verso sud lungo la Campesana, stanno mettendo letteralmente in ginocchio la Val Brenta. Numerose e continue le segnalazioni di residenti alla nostra redazione, preoccupati per i serpentoni di auto e soprattutto di mezzi pesanti che stanno soffocando la tranquillità dei borghi della valle. Ogni giorno lungo la SS 47 transitano 27.000 veicoli e l'estate è alle porte. Accanto ai cittadini, gli amministratori che attendono un incontro con ANAS per cercare delle soluzioni e sperano nel frattempo che la data di chiusura del cantiere prevista per il 7 luglio sia rispettata. E allora, su questo argomento noi adesso ci colleghiamo in diretta con Vanessa Banzato, che vedo già in postazione con un primo cittadino interessato da questa vicenda. Te la linea, Vanessa. Sì, buongiorno, siamo proprio lungo l'SS 47 Valsugana, nel tratto a Solagna, al confine con il comune di Val Brenta, chiuso per quanto riguarda il flusso del traffico da nord a sud per lavori che l'ANAS sta facendo su un ponte pericolante. Bene, lavoro in corso, benissimo, soprattutto perché si pensa alla messa in sicurezza della zona, però mi trovo con il sindaco di Val Brenta, Luca Ferrazzoli. C'è chi addirittura questo divieto non lo sta rispettando. Ieri sera si è verificato l'ennesimo episodio, un camion, un tir addirittura ha pensato di bypassare questo divieto, è andato dritto, solo che poi a un certo punto ha trovato un altro blocco e ha dovuto fare marcia indietro, creando disagi pesantissimi al traffico. Quindi insomma, se c'è un divieto da rispettare almeno. Sì, c'è un divieto, va rispettato ovviamente, alcuni non lo fanno e questo aggiunge disagio al disagio, perché per noi evidentemente il disagio è tanto. Come ha detto ben lei, sono anche interventi che erano necessari, cioè si tratta di sistemare un ponte sul quale passano migliaia di veicoli l'anno, anche pesanti, e dobbiamo anche dire che negli anni insomma spesso ci si è lamentati per la mancanza di manutenzione da parte di ANAS, invece va dato atto che questi interventi si stanno facendo e sono assolutamente fondamentali per il nostro territorio. Nel caso di specie noi siamo un po' la vittima sacrificale, perché l'intervento è tra la statale 47 e la strada provinciale, però gli effetti negativi incombono evidentemente sul comune di Val Brenta. Adesso abbiamo chiesto comunque di poter avere un incontro per cercare di contribuire con qualche miglioramento che renda un po' il traffico più fluido. Anche perché insomma in vista dell'ormai prossima estate diventa ancora più pesante la situazione. Sappiamo quanti mezzi, almeno 27.000 mezzi che transitano su questa strada ogni giorno, che d'estate se non raddoppiano ma quasi. Sì, sicuramente raddoppiano, e questo ancora una volta getta luce su un tratto di strada che è fondamentale per il territorio della Val Brenta, ma dopo l'apertura della pedemontana possiamo dire per la Regione Veneto e per lo Stato nazionale. Quindi è importante, alla luce di questo, fare presto nel trovare soluzioni che siano, non dico radicali, ma che consentano di fluidificare il traffico in maniera definitiva, soprattutto risolvendo quei nodi fondamentali che sono l'ingresso di San Nazario e il famigerato semaforo di Carpanè, che insomma tutti conoscono purtroppo. Una situazione annosa quella. E per quanto riguarda il ponte di Campolongo, verso appunto in questa direzione devono girare i mezzi che vengono deviati, solo che la strada è molto più stretta, quindi i disagi sono molto pesanti. Sì, i disagi sono molto pesanti, sono i disagi in entrata, tant'è che a noi cercheremo già oggi di modificare un po' l'aiuola, che di fatto è già stata devastata, in modo di rendere più fluido il traffico. Con la provincia e con l'ANAS si sta ragionando di dare la precedenza a questa via alternativa e quindi rallentare, o meglio mettere degli stop da nord e da sud in modo che si fluidifichi, perché negli orari di punta abbiamo già visto delle colonne in statale 47 col ponte del 2 giugno, insomma questo preoccupa. È vero che non ci saranno i mezzi pesanti, però come diceva lei il traffico sicuramente almeno triplica, e quindi è auspicabile, insomma è presumibile che si avranno degli inconvenienti pesanti. Incontri con l'ANAS previsti per quando? Ma io in questi casi qua non sono molto per i tavoli, no, per le vie brevi, quindi io confido insomma che domani, dopodomani riusciremo a vederci sul posto, mettere in campo gli accorgimenti che servono, quantomeno per essere pronti per la settimana prossima. Ovvio che questi incontri a mio avviso andavano
vanno fatti prima. Noi abbiamo avuto, diciamo, la comunicazione dell'intervento, che è un intervento, come si è detto, necessario, però a volte durante l'anno si fanno tanti tavoli, ecco, questa era l'occasione in cui un tavolo secondo me andava fatto. Bene, io ringrazio il sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli e ricedo la linea allo studio. Grazie a Vanessa Banzato e al sindaco Ferrazzoli. Noi ci fermiamo per un istante e torniamo tra poco. Bentrovati in diretta con Focus TG. Apriamo questa seconda parte del nostro telegiornale parlando dei problemi della sanità veneta, perché tra prepensionamenti, dimissioni per passare dalla sanità pubblica a quella privata, cattiva programmazione nazionale, c'è una carenza di medici che a Treviso è stata stimata a livello ospedaliero in 80 camici bianchi. Vediamo il servizio in cui fa il punto il direttore generale dell'ULSS, Benazzi. Complessivamente medici sono un'ottantina, poi mancano ovviamente psicologi, cioè laureati, e mancano anche qualche medico del territorio di igiene pubblica, però a livello ospedaliero sono 80 i medici mancanti. Pronto soccorso, psichiatria, ortopedia, radiologia, cardiologia ed oculistica, i reparti che soffrono maggiormente la carenza di camici bianchi. Degli 80 medici che in questo momento mancano all'appello, sono una quindicina quelli che hanno deciso di lasciare la sanità pubblica per passare al privato. Qualcuno dopo 2 anni di Covid era stanco e ha preferito uscire o andare in prepensionamento, andare prima, oppure andare a lavorare nel privato. Ma quello che è stata la miccia scatenante è stato ovviamente il Covid, pressione importante, gente in difficoltà, e per cui qualcuno ha deciso di abbandonare. Dimissioni e prepensionamenti, ma per il direttore Benazzi le cause di questa situazione vanno cercate anche altrove. C'è stata una cattivissima, e continuo a ribadirlo, programmazione nazionale che risale al 2011. Più volte è stato detto da tanti, dalle regioni, che bisognava allargare i posti di specialità. Nessuno ci ha mai pensato. Siamo arrivati oggi, i posti di specialità oggi ci sono, avremo i medici a fine 2024. Ieri proprio nel piazzale del Cafoncello la CGIL ha avviato una raccolta firme per chiedere un piano straordinario di assunzioni nel settore pubblico, ad iniziare dalla sanità. Tra i temi portati all'attenzione dai sindacati anche l'utilizzo dei 300.000 euro del fondo lavoratori per permettere le ferie estive. È una cosa che hanno firmato tutti i sindacati, compreso la CGIL, e che ogni anno noi chiediamo per dare la possibilità ai nostri collaboratori stanchi di potersi farsi le dovute ferie. Questa dunque è la situazione a Treviso, e adesso ci colleghiamo in diretta con Padova, perché confrontando i vari stipendi dei sanitari, quelli meno pagati sono l'azienda ospedaliera proprio di Padova, e il sindacato dei primari ha scritto al presidente della regione Veneto Zaia. Ma sentiamo tutti i dettagli da Francesco Ratai in diretta da Padova. A te la linea, Francesco. Sì, buongiorno da Padova, ci troviamo nel chiostro dell'ospedale Giustinianeo in centro città. Con me lo vedete il dottor Giampiero Avruscio, che è medico, ma è anche presidente dell'associazione dei primari dell'azienda ospedaliera di Padova. Perché siamo con lui? Perché ha deciso di prendere carta e penna e scrivere alla regione, perché c'è una situazione che qua a Padova non va proprio bene. Sì, no, non va bene, nel senso che in tutti gli ospedali ormai, sia del Veneto che d'Italia, purtroppo l'ospedale non è più attrattivo per i medici, tanto è vero che tanti medici lasciano l'ospedale per andare a lavorare altrove, e quindi il problema non è tanto dei medici o del personale sanitario quanto poi delle persone, perché quando hanno necessità, un bisogno di salute serio, vanno in ospedale, e quindi non sono però i muri a curare le persone, ma sono i medici competenti. In ospedale qui a Padova abbiamo delle eccellenze, però sono almeno 30 anni in cui i medici di Padova e anche il personale viene penalizzato da una distribuzione dei fondi regionali che penalizza, perché una voce importante del nostro stipendio, che è legato proprio all'incarico, alla carriera,
Questo rispetto ad altri valentissimi colleghi delle altre ULSS sono migliaia di euro in meno, e questo rende ancora meno attrattivo Padova rispetto agli altri ospedali, e questo è un problema, ripeto, che riguarda le persone, perché se non si trovano medici, tanto è vero che poi la Regione ricorre a medici che sono ancora in formazione, che non sono ancora formati, richiama i pensionati, medici a gettone, cooperative e quant'altro. Allora credo che, dato che i cittadini di Padova pagano le tasse come Treviso, come Verona, come Venezia, allora meritino che anche i loro sanitari abbiano lo stesso stipendio almeno degli altri, anche perché poi l'abbiamo visto non solo nella pandemia del Covid, ma lo si vede anche con le ultime notizie, l'eccellenza di Padova, dei trapianti, Padova ai vertici anche delle organizzazioni ospedaliere d'Italia, però ecco, nel contempo però non c'è una valorizzazione che sia almeno pari a quella degli altri colleghi, e questo, ripeto, è un discorso che poi si riflette sull'assistenza delle persone che quando hanno bisogno di salute, hanno un problema serio di salute, poi vanno in ospedale, e se non si trovano medici all'altezza poi diventa un problema proprio di questo tipo. Certo, è evidente che l'ospedale di Padova ha delle eccellenze. Ricordiamo, l'altro giorno è stato presentato il caso del professor Gerosa, che ha eseguito un trapianto di cuore, da un cuore che non batteva da 20 minuti, quindi qualcosa di rilevante a livello mondiale, però gli stipendi sono più bassi rispetto ai colleghi delle altre aziende ospedaliere, giusto? Ma di quanto parliamo? Ma parliamo di alcune migliaia di euro che poi dopo si riflettono anche poi sulla pensione, perché sono tutte voci che sono pensionabili. È vero, c'è stato un miglioramento rispetto al passato, questo governo qualcosa ha fatto, ma sicuramente non è sufficiente, perché per gli incarichi più elevati rimane ancora una sensibile differenza. Ripeto, sono migliaia di euro, ma non è tanto, ripeto, soltanto un discorso di discriminazione che dura da anni, perché non è da ieri, ma dura da anni e continua ancora a perseverare, ma è una questione anche di dignità per tutto il lavoro che qui si svolge, ripeto, ricevere lo stesso compenso, ma questo renderebbe, come dire, questo rende meno attrattivo Padova rispetto alle altre strutture sanitarie, e questo credo che non sia giusto, ma non sia giusto soprattutto per la gente che poi dopo noi siamo chiamati ad assistere, perché, ripeto, i medici ci sono, ma poi preferiscono andare a lavorare al di fuori dell'ospedale. Ecco, di questo bisogna tener conto. Ecco, il messaggio è chiaro, è stato indirizzato anche ai vertici della sanità regionale veneta. Sì. Io ringrazio il dottor Avruscio e se posso aggiungere una cosa che io ho chiesto in questa lettera, è quello che si istituisca una commissione che vada finalmente con l'assoluta trasparenza però a vedere perché questi medici di Padova debbano guadagnare meno degli altri, perché c'è stata questa distribuzione dei fondi che penalizzi Padova. Bene. Grazie al dottor Avruscio che è stato con noi, io restituisco la linea allo studio. Grazie a Francesco Ratai e al suo ospite. Avete sentito una situazione veramente che fa pensare, della quale continueremo naturalmente ad occuparci. Ora però vediamo una notizia di cronaca che è uscita su Venezia Today, una testata online, e purtroppo si tratta di un incidente mortale che è avvenuto a Santa Maria di Sala. Un uomo di 72 anni è stato colpito da un'automobile mentre si trova in bicicletta e ha perso la vita. Ed ora parliamo dell'interdittiva antimafia per un'azienda di rifiuti a Padova. In realtà poi questa azienda aveva sede in Veneto, ma lavorava in provincia di Napoli.
La sede sociale figurava essere a Padova, ma le loro attività erano tutte nel napoletano. La scelta della città euganea era stata fatta per poi richiedere l'iscrizione nelle cosiddette white list della prefettura per ottenere la documentazione antimafia. I controlli del gruppo interforze coordinato dalla prefettura di Padova hanno però intercettato una ditta di trasporto rifiuti di Napoli che risultava vicino alla camorra e per questo è scattata l'interdittiva antimafia emessa dal prefetto di Padova Raffaele Grassi. L'azienda ha sede a Padova ma svolge la sua attività esclusivamente nella provincia di Napoli. Le indagini hanno consentito di accertare che l'impresa e altre società già attive negli stessi appalti a loro volta interdette dalla prefettura di Napoli sono vicine alla camorra. Per aggirare i controlli antimafia avevano aperto così una sede sociale a Padova con conseguente richiesta di iscrizione nelle white list della prefettura, ma gestivano esclusivamente appalti fuori provincia. Salgono a 7 le interdittive antimafia adottate dal prefetto Grassi negli ultimi 2 anni. L'obiettivo è quello di recidere i tentativi di penetrazione delle organizzazioni criminali in un contesto economico particolarmente florido quale quello padovano, ha scritto in una nota il prefetto. Ed ora parliamo di un fatto avvenuto a Nervesa della Battaglia. La vittima è un 59enne di Eraclea che è stato azzannato al volto da un Doberman in un'auto officina. È stato portato in ospedale a Treviso ed è grave. Non ha fatto nemmeno in tempo a scendere dalla macchina che è stato azzannato al volto. È accaduto tutto in un attimo. L'uomo, 59 anni di Eraclea, sembra dovesse consegnare dei documenti nell'autofficina di via Campagna, Nervesa della Battaglia. Il cane, un Doberman, era libero nel piazzale quando, visto l'uomo, lo ha attaccato mordendolo al volto. L'urlo disperato e la corsa dei proprietari che hanno fermato l'animale. L'uomo a terra sanguinante. Immediatamente è stato allertato il 118. Sul posto sono arrivati infermieri ed il medico del SUEM con l'elisoccorso. Il 59enne è stato trasportato all'ospedale di Treviso. Gravi le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto intorno alle 14. Dai primi accertamenti dei militari dell'Arma, il cane solitamente è chiuso in un'area recintata, ma a quell'ora l'officina di riparazione veicoli era chiusa. Per questo l'animale è stato liberato dal proprietario stesso pochi istanti prima. Forse all'arrivo del cliente non si sono ricordati che il Doberman era ancora nel piazzale. Ignaro, il 59enne è sceso trovandosi il cane addosso. Ora le indagini dei carabinieri. Il Doberman sarà visitato anche dai veterinari dell'ULS 2. Per ora si trova con i proprietari nell'area recintata. Adescato in chat, poi legato e picchiato. Dopo l'impiegato di 50 anni liberato dai carabinieri, ora altre 2 vittime si sono presentate ai militari dell'Arma di Treviso. Anche noi, hanno detto, siamo stati aggrediti dalla banda. Dopo l'aggressione subita dal 50enne legato e picchiato a sangue da 3 giovanissimi, altre 2 vittime si sono presentate dai carabinieri per denunciare la violenza. Anche noi siamo finiti nella trappola della stessa banda. Insomma, non sarebbe stata la loro unica volta, quella avvenuta lo scorso febbraio. L'uomo era stato adescato tramite un sito, poi convinto ad un incontro sessuale nel casolare abbandonato a Vedelago. Ma all'interno dell'edificio aveva trovato i 3 ragazzi, un 15enne, un 19enne ed un 20enne. Immobilizzato, poi legato mani e piedi. Solo grazie all'intervento dei militari dell'Arma che stavano controllando la casa in costruzione, il 50enne era stato liberato. Si aggrava dunque la posizione dei ragazzi fermati. Proprio le indagini degli investigatori hanno portato a ritenere che il grave fatto non fosse isolato, a confermarlo anche l'analisi del telefono del 20enne. A finire in manette per primo era stato il 19enne bloccato mentre stava andando in un bancomat a riscuotere i soldi della carta di credito con il PIN estorto alla vittima. Ma secondo l'inchiesta condotta dal pubblico ministero Barbara Sabatini, la banda voleva colpire persone che si sarebbero macchiate di reati odiosi come la pedofilia. Insomma, un disegno chiaro dietro all'aggressione, disegno avvalorato dalle denunce delle altre 2 vittime. I carabinieri erano arrivati in via Marconi grazie alle segnalazioni avute da alcuni cittadini che avevano notato un via vai nell'edificio. Così era scattato il blitz, un piano folle che avevano già attuato, un piano dettagliato e studiato nei minimi dettagli. A confermarlo sono le vittime picchiate e terrorizzate. Voltiamo pagina, andiamo a Nove, da dove parte un doppio filone di solidarietà verso l'Emilia, colpita dall'alluvione. Ceramica e scuole, economia e sociale, tutto nel grande cuore di Nove, che guarda le popolazioni emiliane colpite dall'alluvione.
Un filo speciale, ad esempio, lega Nove alle altre città della ceramica come Faenza e i suoi capolavori. Ho scritto innanzitutto al sindaco di Faenza dando la mia solidarietà come comune, visto che siamo legati da un aspetto economico, e dando anche disponibilità ai due musei che hanno avuto diversi danni, quindi al Museo Zauli e al Museo Tramonti, di poter ospitare le loro opere temporaneamente fintanto che appunto non risolveranno la questione. La disponibilità c'è, resta da capire come si muoverà la sovrintendenza. Nel frattempo Nove si è già mossa per i bambini delle scuole di Cesena, raccogliendo in poche ore una gran mole di materiale. Pannolini, materiale scolastico, carta da disegno e pure 2 lavatrici. Da Cesena ci è arrivata una richiesta di aiuto di materiale di prima necessità, quindi carta, pannolini, lavatrici, ecco tutto materiale che è stato danneggiato dall'alluvione, e il comitato della nostra scuola materna si è attivato immediatamente, il comitato dei genitori. Abbiamo raccolto diverso materiale che attraverso la protezione civile verrà spedito nei prossimi giorni. Per Bellato questo primo contatto da sindaco con la solidarietà e con il cuore grande delle genti di Nove è stato di grande impatto emotivo. Ho trovato tanta disponibilità e voglia di fare. Sicuramente dopo 9 mesi di commissariamento vedere la popolazione riattivarsi in maniera energica a fronteggiare qualsiasi tipo di evenienza, questo è stato molto importante. Allora ci fermiamo nuovamente per un istante, torniamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus TG, parliamo ora di atteggiamenti, comportamenti violenti anche nelle classi delle scuole della nostra regione e non solo. Guardate questo titolo del Corriere del Veneto: le spararono pallini in classe, la professoressa di Rovigo abbraccia quella di Abbiategrasso. Per me un nuovo shock, non molli. Maria Cristina Finatti di Rovigo fu bersaglio degli allievi 8 mesi fa e alla notizia di questa nuova aggressione dice: mi sono bloccata davanti al PC e alla collega dico di non farsi spaventare, il suo ruolo è importante, spero abbia dai colleghi la vicinanza che io non ho avuto. Quindi anche una nota piuttosto polemica su quello che è stata la sua esperienza, ed è un'aggressione quella di Abbiategrasso che ha riacceso il dibattito anche nelle nostre scuole di inserire figure come lo psicologo scolastico, un esperimento che in realtà era già stato fatto negli anni scorsi ma poi non era stato replicato. Il ministro Valditara su questo ha dichiarato appunto che ritiene importante lo psicologo nelle scuole. Abbiamo bisogno di ripristinare assolutamente quei fondi dedicati che erano stati giustamente previsti nel 2020 e che con un piccolissimo investimento di poche decine di milioni di euro sono stati generatori di un'enorme quantità di benessere nei ragazzi e nelle famiglie in tutta Italia. Questo l'appello che fa Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine degli Psicologi Veneti. Un appello che arriva a ridosso dei drammatici fatti di Abbiategrasso. Nel 2022 erano stati stanziati 40 milioni di euro per finanziare un progetto che però non ha trovato continuità. Ogni psicologo aveva in media 120 ore di attività, sono state bruciate sostanzialmente in tempi molto rapidi con una richiesta enorme e anche dei feedback positivi ottenuti da dirigenti, psicologi, famiglie nei vari questionari e nelle varie valutazioni che sono state fatte a termine. La stragrande maggioranza dei dirigenti scolastici richiedeva la possibilità di avere in maniera costante e strutturale il supporto dello psicologo e così anche i familiari, i presidenti dei consigli di istituto e molti ragazzi che su questo hanno dato delle valutazioni estremamente positive. L'Italia è tra le pochissime nazioni europee dove non c'è la figura dello psicologo scolastico. Inserire un ruolo simile negli istituti sarebbe un investimento per risparmiare anche sul sistema sanitario nazionale. Un investimento che da questo punto di vista ha un ritorno enorme. Si stima che in media un euro investito in prevenzione psicologica permetta di risparmiarne sulla spesa pubblica dai 4 ai 10 negli anni successivi in termini di spesa sanitaria, spese giudiziarie e spese sociali, oltre a essere un diritto-dovere di ogni ragazzo e di ogni famiglia di avere un percorso di apprendimento segnato dal benessere e non dal malessere.
E c'è un'altra situazione che desta preoccupazione per quello che riguarda i ragazzi ed è la dipendenza anche della realtà virtuale. A Padova è stato aperto il laboratorio LOL nei pressi dell'ospedale ai Colli di Padova, dove parlare ai giovani e sensibilizzarli nei confronti dell'uso responsabile della realtà virtuale. Taglio del nastro del nuovo centro digitale LOL Lab on Life dell'ULSS Euganea, un laboratorio per educare all'uso responsabile dei nuovi media e della realtà virtuale. Nasce all'interno di un progetto sul tema del gioco d'azzardo, ma in realtà il centro educativo digitale parlerà anche di gioco d'azzardo alle fasce più giovani della popolazione, quindi adolescenti, ragazzi che frequentano inizialmente, abbiamo pensato come target la quarta superiore, ma piano piano ci porteremo anche alle scuole medie e alla popolazione generale, ma con l'idea di lavorare in un'ottica di prevenzione e quindi lavorare con ragazzi che non presentano particolari problematiche, ma devono essere aiutati solo a comprendere meglio tutta la tematica del digitale e quindi essere in qualche modo accompagnati a conoscere anche le dinamiche di inganno spesso che ci sono nel tema del gaming e dell'utilizzo dei videogiochi. 3 stanze in cui sperimentare e riflettere sui possibili rischi e le possibili dipendenze che le nuove tecnologie possono portare. Non vogliamo demonizzare questi strumenti assolutamente, solo che quando li usiamo dobbiamo essere consapevoli, noi adulti come i nostri figli. La nuova struttura è pensata per un'esperienza di 4 ore dedicata per ora agli studenti delle classi quarte e delle superiori per prevenire l'insorgere di ludopatie. Stime dell'azienda sanitaria Euganea parlano di 8.000 persone in tutta la provincia che ne soffrono e che non emergono per paura e vergogna. Occorre appunto prevenirli, servono ovviamente operatori, tecnici che sappiano cogliere questo. Non sono solamente i tecnici e gli operatori che lavorano per esempio in questo centro, ma ci deve essere dopo una consapevolezza diffusa, una contaminazione comunque in molti ambienti di vita, sto pensando in particolar modo alla scuola, per far sì che tutti abbiano quegli elementi, quella sensibilità di saper cogliere la fragilità e di conseguenza poi anche indirizzare, sostenere il ragazzo, in questo caso appunto in un rafforzamento dei propri percorsi di vita, in un certo senso creare degli anticorpi psicologici. Allora, noi voltiamo pagina adesso e ci colleghiamo con Venezia, con l'Arsenale di Venezia, dove oggi si è inaugurato il Salone Nautico, alla presenza credo sia del Ministro Salvini che del Presidente del Senato Ignazio La Russa. La linea va Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui in una delle parti dell'Arsenale, come vedete qui alle mie spalle, grazie anche alle immagini di Simone Merlo, ci sono anche i vari stand, tra cui quello qui della Polizia, delle Forze dell'Ordine, perché appunto il Ministro Salvini ha terminato proprio in questa zona il suo giro del Salone Nautico. Presente anche il Presidente del Senato La Russa, oltre ovviamente al Sindaco Brugnaro e il Presidente Zaia. Proprio qui, ecco, insieme a me ci ha raggiunto anche l'assessore Venturini. Eccolo qui, l'assessore al turismo Simone Venturini. Allora, una grande inaugurazione, le giornate del Salone Nautico saranno 5, un indotto importante per la città, anche comunque a livello turistico, Assessore. Sì, assolutamente una soddisfazione per la città vedere così tante presenze. Ovviamente questo si traduce anche in presenze negli alberghi di qualità, ma anche nelle darsene e nelle marine, che è un settore che Venezia vuole potenziare. Il turismo nautico Venezia non l'ha mai valorizzato, non l'ha mai sviluppato prima del Salone Nautico, prima dell'esperienza Brugnaro. Oggi col Sindaco vogliamo sviluppare non solo il Salone Nautico come 4 giorni, 5 giorni di grande mostra, ma come idea che Venezia sia capitale dell'industria nautica e del settore nautico da turismo, quindi anche l'idea delle marine, delle darsene, che possono portare qui ovviamente barche ed equipaggi e armatori per trascorrere una vacanza a Venezia. Sappiamo benissimo che rispetto ad altri tipi di turismo, questo turismo rispetto ai volumi economici che muove sono molto notevoli, quindi c'è un forte interesse anche economico, perché con poche presenze i volumi economici sono molto significativi. Gran giorno di festa, devo dire, belle le presenze anche istituzionali ai massimi vertici, bello anche il riconoscimento dello Stato a Venezia e al Sindaco per aver scommesso su questa iniziativa, per aver scommesso sul Salone Nautico, per averci creduto quando nessuno ci credeva, e quindi è giusto che anche lo Stato
abbia ringraziato il sindaco per la sua grande volontà di realizzare questo sogno. Ecco, poi prima, proprio durante, insomma, poco prima del taglio del nastro, durante l'apertura dei lavori, il sindaco ha parlato, come spessissimo fa, ma di quella che sarà la nuova generazione, i bambini che sono il futuro di domani, e quindi importante anche per loro dare spazio, dare vita a questi eventi. Sì, molto spesso parliamo di ripopolare Venezia, di dare case e basta. In realtà Venezia, il rilancio di Venezia parte dal lavoro, perché se io non creo nuovi posti di lavoro, di nuovi settori produttivi, non riesco ad attrarre nuovi talenti in città. L'università svolge un ruolo importantissimo, ovviamente il comune deve mettere a disposizione quello che può mettere a disposizione in termini di patrimonio abitativo, ma non basta, servono nuovi posti di lavoro, e la nautica e questo grande settore che è principalmente italiano nel mondo può fare molto per Venezia e a Venezia, garantire nuovi tipi di posti di lavoro, nuovi settori da esplorare e ovviamente nuove economie che possono garantire alle persone veneziane di vivere in città, di farci su famiglia e di far nascere i bambini, che sono la parte più importante del nostro futuro. Ringrazio l'assessore al turismo Simone Venturini. La giornata è ancora molto lunga, per cui qui dall'Arsenale restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, a Simone Merlo e all'assessore Simone Venturini per questo collegamento. Naturalmente poi tutti gli aggiornamenti su quanto accaduto a Venezia nel corso dei nostri telegiornali. Rimaniamo però a Venezia e parliamo di carabinieri e di sicurezza sul lavoro, perché il Centro Edili Venezia e il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro hanno siglato un protocollo per promuovere la sicurezza nei cantieri, anche contro il pericolo di infiltrazioni mafiose. Sicurezza e legalità nei cantieri edili del veneziano, due priorità inderogabili davanti al tragico bollettino delle morti sul lavoro da un lato e di una presenza della criminalità organizzata che l'arrivo dei fondi PNRR sta facendo più aggressiva. Si spiega così il protocollo d'intesa siglato tra Centro Edili Venezia e Carabinieri per la tutela del lavoro, che vedrà le due istituzioni collaborare nella formazione del personale dell'Arma almeno per i prossimi 2 anni. I dati che noi abbiamo sono dati estremamente utili, riteniamo, per l'Arma dei Carabinieri, per poter verificare appunto non solo la sicurezza dei cantieri, argomento sicuramente spinoso ma ben conosciuto, ma anche quello della irregolarità che molto spesso porta anche ad infiltrazioni mafiose, come purtroppo abbiamo avuto notizia anche recentemente nel territorio veneziano. L'attività di vigilanza è sia dal punto di vista fiscale, retributivo e contributivo, che dal punto di vista tecnico, per garantire la sicurezza nei cantieri. Il protocollo consentirà uno scambio di informazioni con tutti gli enti coinvolti. Avremo la piena collaborazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, del Nucleo Ispettorato Carabinieri Lavoro e delle scuole di formazione edile che, stando sul territorio, ovviamente hanno una piena conoscenza della realtà territoriale in cui operano. Sempre con l'obiettivo, che è comune a tutti, di garantire la sicurezza dei lavoratori appunto sui luoghi di lavoro nel settore edile. In apertura di questa edizione di Focus TG, circa un'ora fa, oramai ci siamo collegati in diretta con Vicenza, dove il sindaco Mario Conte, neoeletto, era pronto, anzi stava presentando la nuova giunta che amministrerà Treviso per i prossimi 5 anni. Un altro neosindaco questa volta, che ha sostituito quello precedente, è Vicenza, Giacomo Possamai. Oggi ha avuto la sua prima uscita ufficiale da primo cittadino, ha visitato il Museo del Risorgimento per celebrare le vittime della Resistenza. Lo vedo in diretta con Carlo Alberto Inghilleri. A te la linea, Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno al nuovo sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che oggi qui al Museo del Risorgimento di Vicenza, sull'altura di Monteberico, ha compiuto il suo primo passo da sindaco, e cioè è venuto a celebrare le vittime della Resistenza. Buongiorno a tutti, è la prosecuzione della cerimonia di ieri, nel senso che ieri con la proclamazione abbiamo reso omaggio alle vittime della guerra d'indipendenza, quindi del tempo del Risorgimento, che è una delle 2 medaglie d'oro della città. L'altra medaglia d'oro è appunto per le vittime della Resistenza, per chi ha combattuto la guerra di liberazione, e quindi oggi siamo qui a rendere loro omaggio. È per ricordare le radici della nostra storia, le 2 medaglie d'oro che la nostra città porta sulla sua bandiera e che è giusto onorare.
Certo è anche che però è iniziato un percorso importante che la porterà innanzitutto a stabilire i nomi della giunta. Lei è stato molto chiaro, i criteri sono meritocrazia, quindi i candidati che hanno preso più voti, e poi anche le quote rosa, per cui una parità di genere. Da questo punto di vista possiamo dare per certa come assessore Isabella Sala, perché rientra in tutti e due i criteri. Per certo non possiamo dare nessuno, perché ne discuteremo nei prossimi giorni con loro, cioè con le persone che hanno preso i voti, che sono state scelte dai cittadini. Per noi questo sarà il faro, il voto delle persone. È vero che Isabella, come anche altri candidati e altre candidate, hanno ricevuto un consenso importante, quindi nei prossimi giorni nella costituzione della giunta ne terremo conto. Ecco, Isabella Sala, lo dico ai nostri telespettatori, è stata la candidata che ha preso più voti in assoluto, sia tra le forze di centrosinistra che tra quelle di centrodestra, quindi da questo punto di vista mi sento di fare questa previsione, sarà assessore, poi toccherà a lei invece sancirlo. È la giunta Inghilleri? No, questa è la giunta Possamai che metterà invece, che sancirà definitivamente se è vero o no che questa previsione è esatta. Questo toccherà a lei confermare se è esatto o no. Qualche giorno lo scopriamo. Ecco, qui anche le api si sono risvegliate, è una primavera anche per la sua attività di sindaco. Domani sicuramente sarà sulla città, sui quartieri, a cominciare dal tema della TAV. Assolutamente sì, anzi abbiamo già iniziato a dire la verità stamattina con un primo incontro con tutti i dirigenti per fare punto sulle questioni più urgenti, più pressanti, a partire chiaramente dalla TAV dell'alta velocità, dell'alta capacità. Sapete, perché l'abbiamo detto per tutta la campagna elettorale, che vogliamo provare a chiedere ad RFI, ad IRICAV, delle modifiche sulla parte ovest, e quindi a essere subito in campo per chiederle, e per questo però è chiaro che bisogna capire a che punto era la discussione con la precedente amministrazione. Oggi ha incontrato anche i dirigenti, cosa gli ha detto? Gli ho detto che dobbiamo metterci subito in campo, subito a lavorare, che mi interessa molto capire a che punto eravamo con l'amministrazione precedente, e anche una cosa a cui io tengo molto, cioè che se ci sono cose buone ereditate dal passato si portano avanti, non saremo l'amministrazione che cancella quello che era stato fatto prima. Le cose buone si portano avanti, le cose che vogliamo fare diversamente, chiaramente i cittadini ci hanno dato fiducia, le faremo in maniera diversa, ma sapendo che prima di tutto c'è il bene della città. Ecco, domani in arrivo a Vicenza anche l'assessore regionale Bottaccin, ci sarà anche lei? Sì, lo accompagnerò nella visita al cantiere del bacino di Viale Diaz, un'opera importante perché sappiamo, abbiamo visto purtroppo in Romagna in questi ultimi giorni quanto sia sempre più grave la situazione sul piano del cambiamento climatico, e quindi degli eventi drammatici, in questo caso legati al dissesto idrogeologico. Bene, allora non resta che fare un grande augurio di buon lavoro al nuovo sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Per quanto ci riguarda da Vicenza è tutto, continueremo a seguire i prossimi passi della giunta, della nuova giunta di Vicenza. Restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Alberto Inghilleri e al suo ospite, il neosindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. E a proposito di deleghe, dopo le elezioni, nuovi consigli comunali, la nuova di Venezia parla certo degli incassi del casino che volano a 104 milioni, ma soprattutto anche della notizia che Gianluca Forcolin si è dimesso dalla sua carica di presidente del casino di Venezia per fare l'assessore a San Donà di Piave. È entrato nella giunta di Teso con la delega al bilancio, una delega che aveva anche in regione quando nella scorsa legislatura era anche vicepresidente del Consiglio regionale. Da oggi inizia la tredicina antoniana. Rete Veneta vi accompagnerà con gli appuntamenti quotidiani di preghiera. La festa di Antonio è già cominciata e come sempre Rete Veneta porta nelle vostre case la fede della devozione per il santo più amato al mondo. La tredicina antoniana, i 13 giorni che precedono il 13 giugno, sono un momento molto atteso dai fedeli. Rete Veneta, la nostra emittente del network Media Nord-Est, vi accompagnerà nella preghiera e nella riflessione direttamente dalla Basilica di Padova. Tutti i pomeriggi dal 31 maggio al 12 giugno molteplici gli appuntamenti. Si parla
parte alle 16:55 con le riflessioni quotidiane di Padre Mario Conte. A seguire alle 17 il Santo Rosario, alle 17:30 la preghiera della Tredicina che culminerà alle 18 con la Santa Messa. Il momento clou della Tredicina sarà alle ore 18 con una Santa Messa alla quale sono invitate varie diocesi, per esempio Venezia, Chioggia, oppure Rovigo, Adria, dopo ci sono, ricordo Treviso, insomma tantissimi, Vittorio Veneto, cioè tantissimi posti, Verona, ecco, che vengono qui con tutti i devoti di Sant'Antonio e costituiscono il gruppo maggioritario, il gruppo che anche in un certo senso animerà la messa. Però ci sono anche durante la Tredicina gruppi particolari, come può essere quello dei seminaristi e degli ordini religiosi, come ci può essere naturalmente anche il gruppo dei filippini. I temi che verranno affrontati accompagneranno i fedeli verso la festa del Santo in 13 giorni che, come spiega Padre Mario, hanno un significato importante nella storia di Antonio. Sappiamo tutti che Sant'Antonio è morto il 13 giugno del 1231, però forse molti non sanno che è stato canonizzato l'anno successivo, esattamente il 30 maggio del 1232. Quindi da quell'epoca lì, cioè dalla sua canonizzazione, dal giorno dopo, cioè dal 31 maggio fino al 12 di giugno, cioè quei 13 giorni che portavano dal ricordo della canonizzazione alla festa naturalmente di Sant'Antonio, si faceva tutto un periodo di preparazione che si continua a fare anche oggi. Ed ora parliamo di un altro appuntamento di tutt'altro genere, è quello che hanno 14 comuni di tutte le province del Veneto con ben 28 spettacoli. Si tratta del progetto del Teatro Stabile del Veneto e Arte Ven tra giugno e luglio per i 400 anni del Teatro Goldoni di Venezia. Festeggiare un teatro che sta per riaprire significa portarlo fuori, portarlo in mezzo ai borghi, alle comunità, ai villaggi, in mezzo alla socialità. Questo è il fil rouge, cioè il teatro che diventa il fuori da sé e il territorio veneto. Da qui nasce il Teatro Viaggiante, a 8 mesi dall'inizio delle celebrazioni per i 400 anni del Teatro Goldoni di Venezia. Un cartellone teatrale diffuso che toccherà 14 comuni del Veneto delle 7 province per un totale di 28 spettacoli. Portiamo un po' ovunque nel Veneto il meglio del teatro di questa regione, nazionale e internazionale. Un progetto promosso dal Teatro Stabile del Veneto con circuito Arte Ven, Comune e Regione, reso possibile grazie a investimenti privati, perché da sole le istituzioni non bastano. Attraverso la cultura e attraverso questo rapporto tra pubblico e privato promuoviamo la nostra comunità e tutte le produzioni e le eccellenze del nostro territorio. Per noi è un grande investimento verso il futuro per riannodare quel filo che si è spezzato con la pandemia con il pubblico dei teatri, per riportare la gente nei teatri e soprattutto per costruire una nuova relazione, un nuovo legame con un pubblico nuovo, giovane, che ci permetta anche di guardare con grande forza al futuro. Gli spettacoli, gratuiti ma preferibilmente con prenotazione, si svolgeranno dal 13 giugno al 29 luglio. La cultura e il teatro in particolare non debbano appartenere a pochi privilegiati, a un'elite di colti, ma assolutamente sia di tutti, e più siamo meglio è. L'invito è che la cittadinanza partecipi in modo molto attivo a questi spettacoli, che ciascuno porti qualcun altro in modo che possiamo davvero allargare la rete e abbattere queste barriere culturali prima di quelle architettoniche. E ora parliamo di sport, in particolare dei ragazzi dell'Under 15 dell'Hockey Roller Bassano che sono diventati campioni d'Italia. Vince il campionato 2023 Roller Bassano! Una grande soddisfazione per i giovani atleti dell'Under 15 dell'Hockey Roller Bassano, campioni d'Italia in un derby tutto vicentino, che a Seregno, in provincia di Monza Brianza, li ha visti scontrarsi contro il Sandrigo, battuto 2-1. Una partita per nulla scontata per i ragazzi del capitano Antonio Biasini, allenati da mister Leonardo De Gerone, al loro ennesimo scudetto tricolore. Primo noi, secondo il Sandrigo, quarto il Valdagno. Più di così non so cosa dire. Se 3 squadre nei primi 4 posti vuol dire che nel Vicentino l'hockey è diffuso, ma soprattutto il Vicentino lavora bene. Sono cose splendide.
Noi abbiamo vinto, credo, ieri perché abbiamo un gioco di gruppo migliore. Vediamo il capitano Biasini, pronto ad alzare la coppa, la campione d'Italia, il roller Bassano. Adesso ci sono altri obiettivi in vista importanti. L'azienda prevede che a fine settimana questa le nostre squadre, l'Under 17 è impegnata a Camaiore, Lido di Camaiore, e l'Under 13 è impegnata a Follonica. Qua ci vorrebbe tanta scaramanzia. Dunque, complimenti ai ragazzi dell'hockey roller di Bassano, diventati campioni d'Italia, mentre sono 180 gli atleti che si sono sfidati domenica nelle gare ciclistiche che si sono tenute a Tezze sul Brenta. Domenica si è corso il 21° Gran Premio di ciclismo Autocarrozzeria Angela, contestualmente al 18° trofeo Sergio Dalla Bona e al secondo memoria Luciano Zacchia. Una gara di mountain bike per le categorie giovanissimi dai 5 ai 15 anni nel Parco dell'Amicizia di Tezze sul Brenta. Ai nastri di partenza 180 ragazzi provenienti da 15 squadre del Triveneto. Oltre alle premiazioni dei vincitori di ogni categoria, i premi sono andati anche alla squadra che arrivava da più lontano, ovvero il team Alto Adige Sud Tirol, e alle prime 3 squadre classificate: Malo Bike Team, Città di Marostica e Sandrigo Bike. Con questo servizio si conclude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera in diretta dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa e quindi a seguire il telegiornale di Vicenza. Grazie per averci seguito, arrivederci.